Buongiorno squadra, oggi vi portiamo su una delle cime più facili e panoramiche della nostra regione, talmente bella da invogliarvi a farla sia d'estate che d'inverno. Ma capiamo un attimo dove siamo. Ci troviamo nella bellissima Valle Rauna, a pochi chilometri da Tarvisio, e la cima si trova sulla cresta di confine tra Italia e Austria, con una meravigliosa vista a 360 gradi che vi lascerà senza fiato. Allora, cima bella raggiunta ed è proprio bella, come direi io, minimo sforzo, massima resa, perché abbiamo un panorama a 360 gradi. Oggi purtroppo fa tanto caldo e c'è foschia, ma vi assicuro che vale la pena arrivare fino qua. Segnatevi questo sentiero perché in inverno è perfetto sia per chi sa utilizzare bene le ciaspole, sia per chi è alle prime armi ma ha già fatto qualche uscita e se la sente di raggiungere appunto questa vetta. Una vetta talmente generosa da soddisfare sia gli appassionati di funghi sia gli escursionisti che non vogliono esagerare troppo e strizzando l'occhio ai buongustai, dato che la zona è ricca di ristori. Pagato il ticket giornaliero di 5 euro, abbiamo parcheggiato la macchina in prossimità locanda al Camoscio. Da lì abbiamo preso la strada bianca direzione Agriturismo Rosic. Lungo il sentiero, sempre ben segnalato, attraverserete torrenti, troverete bellissimi stavoli e da subito il panorama si aprirà dinanzi ai vostri occhi. La camminata richiede un impegno medio, calcolando che i chilometri percorsi sono circa 8 e il dislivello è di 700 metri. Diciamo che in 5 ore senza soste andate e tornate. L'escursione è consigliata in tutte le stagioni e il sentiero esposto ad est è sempre ben soleggiato. Da tener conto quindi che in estate è fondamentale munirsi di una buona scorta d'acqua e cappellino. Una cosa importante, la maggior parte del sentiero è in battuta di sole, quindi tenetelo ben presente quando pianificate l'escursione. Volendo allungare l'escursione si può risalire alla vicina cima del Monte Cocco, per nulla difficile da raggiungere. Per farlo ci vorranno circa una quarantina di minuti. Le parole gentili non pesano tanti chili. È contento chi li ascolta, vuol sentirle un'altra volta. Scusa, grazie e per piacere son parole assai leggere, sono belle ed importanti e fan felici tutti quanti. E su queste cime di sassolini, chi ci conosce già sa come funziona il gioco, ne abbiamo lasciati ben 3. Allora smetti di sistemarti i capelli. Sì, che stanno malissimo. Master paranoie femminili. Leggi il sassolino, dai, una piccola poesia. Allora, dai. La strada si fa passo dopo passo, la casa con mattone su mattone. Di piume e molle è fatto il materasso, di note e di parole la canzone, colore e poi colore fa la pittura. La primavera è fiore accanto a fiore, la zuppa, ortaggi, spezie più verdura. La vita sono battiti del cuore. Riprendere il cammino fa partenza, le imprese sono fatte di pazienza. Bene, e tu hai tanta pazienza con me? Con te sì, tantissima. Quindi è dedicato a me? Ma l'ho scritto io, me li autoscrivo ormai, sono talmente in follia. Va bene, dai, è sempre un pensierino e un mattoncino perché pesa quasi 1,5 kg e mostra sul canale. Cos'è? YouTube, Trekking Friuli Venezia Giulia, iscrivetevi al canale, come sempre sapete quando lo trovate lo portate su un'altra vetta e adesso noi scendiamo. Sì. Scendiamo, fa un po' freschino, scendiamo. Che dirvi, a noi questa uscita è piaciuta veramente tanto. Ci siamo riempiti gli occhi di panorami mozzafiato percorrendo sentieri ricchi di sorprese. È stato un continuo ricevere energia positiva e questa è sicuramente un'escursione da fare in tutte le stagioni. Ora, come sempre, i dati tecnici e la cartina tabacco. Iscrivetevi al canale perché è certo prima o poi vi potremo tornare utili. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima!